Amici dei custodi della memoria, amici della Sardegna, è impressionante questo posto che stiamo visitando e che ci accingiamo a portare ai vostri occhi. Ci troviamo in territorio di Borore. Questi praticamente sono due nuraghi, due torri, eccoli qua, la torre A e la torre B, rispettivamente a sud e a nord, di come siamo messi noi. Ecco, queste sono praticamente due nuraghi vicino 10 metri uno all'altro. È pazzesco perché questo posto, perché molto probabilmente è un unicum o perlomeno una cosa rarissima. Io mi ricordo adesso le immagini che ci faceva vedere il nostro Fabrizio, Santa Lucia Ausellus, dove si parlava dei due impianti distanti 50 metri uno dall'altro. Qua invece la distanza è molto meno, perché stiamo parlando di 10 metri tra la torre A e questa che è la torre B. Gli studi su questo posto sono stati effettuati e non sono stati neanche pochi, certo non sono abbastanza, e questi studi ci hanno permesso di dire che questa torre, che è la torre A, è verosimilmente più antica di circa 400 o 500 anni. Dovrebbe essere, secondo quello che ci hanno detto gli studiosi, guardate che meraviglia, una delle torri a Tolos più antiche della Sardegna. Noi ci accingiamo a entrare, non vediamo nicchie qua, ma vediamo solamente il mastio centrale. È pazzesco, ragazzi. Ovviamente non è rimasto niente della cupola, come adesso vi faccio vedere io. Non è rimasto niente, ma guardate che meraviglia, come al solito, le immagini che vanno dall'interno verso l'esterno. Quindi ci troviamo in territorio di Borore. Io adesso esco dalla torre A, più antica, dal nuraghe A, Duos Nurages, territorio di Borore, e mi accingo a entrare al nuraghe più recente. Questo conserva il classico impianto con la nicchia a destra, che adesso vi faccio vedere. Ecco, io verosimilmente sto attraversando l'ingresso ora, non c'è più l'architrave, ma c'è la nicchia a destra e verosimilmente l'inizio della scala, che è questa dove sto appoggiando io il piede sinistro. La scala non c'è più probabilmente, quindi questo nuraghe aveva due piani, si conserva abbastanza bene. Molti dicono che è in pessimo stato, ma ragazzi, io sono spantato da questo posto. Nicchia frontale, ma che meraviglia, ragazzi. Nicchia a sinistra, pazzesco ragazzi, pazzesco. E nicchia a destra, torre B, più giovane, di circa 400-500 anni. Questo posto ricopre un'importanza straordinaria e notevole, anche perché secondo gli studi c'è il villaggio qua, un villaggio nel quale sono state trovate tra tante cose importantissime, fittili di ceramica eccetera eccetera, sono stati trovati anche i vinaccioli, se ho capito bene, del Cannonau, e anche praticamente noccioli di olivo. Pazzesco. Eccolo qua. Il villaggio adiacente a questo impianto di due nuraghi, un villaggio nuragico costituito da non meno di 5 capanne. Ora vi faccio vedere, prima di chiudere le immagini, poi farò anche delle foto aeree per farvi vedere la maestosità del sito dall'alto, ma velocemente mi accingo ad andare verso nord perché mi è incuriosito un'altra sezione di questo sito, probabilmente un'altra sezione di scavi diversi. Eccolo qua. Questa dovrebbe essere un'altra capanna, ragazzi, questo non lo so perché non l'avevo visto nei quaderni di scavo. Che meraviglia, ragazzi, pazzesco. Che cos'è? Su un menhir, pazzesco, straordinario. Ok ragazzi, adesso io chiudo le immagini qua. La maestria, ma che bellezza ragazzi, in pieno margine, una delle cose più belle che abbia mai visto, perché due nuraghi così vicino io non l'ho mai visti. E niente, farò delle immagini dall'alto. Ora vi saluto, viva Borore, e dai ragazzi, ogni tanto diciamo anche viva i custodi della memoria. Ciao Omar!